Ben ritrovati dalla redazione. Un gravissimo incidente avvenuto nella frazione di Terranova ha coinvolto un ciclista sloveno di Szentpéter Nova Gorica. L'uomo di 58 anni, a causa dell'impatto con un veicolo che viaggiava nella sua medesima direzione, ha terminato bruscamente la corsa sull'asfalto riportando gravi traumi. Per questo è stato egli trasportato all'ospedale di Cattinara in codice rosso, dove poi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione a causa delle critiche condizioni, oltre a una sofferenza polmonare sempre conseguenza del violento urto con una Panda condotta da un gradese. Ha riportato anche la rottura di una vertebra. Seguiranno nelle prossime ore ulteriori accertamenti. Un uomo di 25 anni di nazionalità ucraina è stato arrestato dalla polizia di Gorizia per aver favorito attraverso la linea confinaria italo-slovena l'ingresso illegale di 4 cittadini siriani. Una volante della questura impegnata in attività di controllo del territorio ha fermato in una zona periferica della città un'auto di grossa cilindrata con targa estera che si dirigeva a forte velocità verso il centro cittadino. All'interno del veicolo, oltre all'autista, erano stipati 4 migranti, tra cui un minorenne e una donna in gravidanza, tutti in buone condizioni di salute. Delle 15 liquidazioni giudiziali registrate nei primi 10 mesi dell'anno dal Tribunale di Trieste, 10 interessano società che feriscono al mondo dell'edilizia, imprese di costruzione anche con decennale esperienza, altre che noleggiano attrezzature, le ditte edili, aziende che si occupano di rifiniture in legno. I bonus sull'edilizia hanno drogato il mercato, così dopo aver pesato i dati il presidente dell'Ordine dei commercialisti Mario Giamporcaro e hanno moltiplicato il numero delle imprese edili con imprenditori spesso improvvisati. Questi sono solo i primi risultati. Non solo, le misure hanno fatto crescere i prezzi a dismisura con guadagni facili per queste imprese, ma la difficoltà di gestire i crediti ha fatto saltare molte società. Più preoccupante è il recentissimo dato dello studio Passi d'Argento. Il 22,8% della popolazione anziana della regione rinuncia a visite ed esami per difficoltà economiche, lunghezza delle liste di attesa o entrambe le cause. In pratica un anziano su 4. Meno scioccante è la percentuale generale di rinuncia alle cure, che secondo Istat in Friuli Venezia Giulia sfiora il 10%. Lo scrive in una nota Michele Piga, segretario generale CGIL del Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza sereno e siamo al meteo, ma specie al mattino sul Tarvisiano e localmente anche sulle prealpi carniche, possibile cielo variabile o nuvoloso per la presenza di nubi basse e possibili nebbie a fondovalle. Sulla costa e sulle zone orientali, bora moderata, anche sostenuta a Trieste, in calo nel corso della giornata. Temperature minime in pianura fra 7 e 10, le massime fra 16 e 18 gradi, sulla costa minime fra 10 e 13, le massime fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.